Sì, buongiorno a tutti, grazie per la parola. Ormai siamo al 51esimo appuntamento e qualche anno ormai che ho l'onore di raccogliere le impressioni dell'annata viticola fino a questo momento e che con il mio collega, il dottor Lucchetta Marco, non sono stato così bravo come Francesco di portarmelo con me, ma insomma anche lui con me anima di questo evento. Abbiamo elaborato le informazioni che provengono dalla rete di consorzi e direttori di cantine, cooperative e agronomi, che come vedete spazia da est a ovest alla regione, che ci permette quindi di delineare un quadro abbastanza completo della situazione fino ad oggi. Ecco, le modalità sono sempre le medesime, quindi noi stiliamo un questionario che ha delle domande simili a quelle dell'annata precedente e delle domande che magari sono calzate sull'annata in corso e poi eh, riceviamo le risposte e le elaboriamo. Quando faccio un questionario è sempre difficile individuare le domande corrette da fare. Alcune sono a risposta obbligata, ma alcune invece sono libere, no? Quindi lascio la parola e a chiedere al mio interlocutore qual è l'elemento che fino a questo momento, ad esempio, ha caratterizzato l'annata viticola. Come vedete da questa nuvola di risposte, la cui grandezza dei carati indica la frequenza di risposte, in realtà sono elementi meteorologici per lo più, anche se abbiamo sentito benissimo prima da Francesco che in realtà l'annata è tutto sommato, almeno quella che riguarda il periodo vegetativo. Nella norma, sia in fatto di temperatura, abbiamo sentito maggio, in particolare che è leggermente sotto la norma, con precipitazione un po' più alte della media, ma tendenzialmente nella norma, ma il fatto stesso che tutti questi interlocutori rilevino negli aspetti meteorologici un elemento caratterizzante comunque ci tranquillizza almeno sul fatto che non ci sia stato sollevato aspetti magari patologici o magari anche calamità, come magari può essere successo gli anni scorsi, in particolare quando penso ai problemi da gelate primaverili. Difatti, la domanda successiva che poniamo è se nell'area di pertinenza ci sono stati dei danni da freddo primaverili e se sì, di quali intensità. Ecco che tre quarti degli intervistati non ha lamentato delle criticità, dei problemi danni da freddo, solo un quarto lo ha rilevato, ma lo ha rilevato soprattutto nei vigneti giovani, nei vigneti nei quali erano al primo anno di impianto o al secondo anno di impianto, quindi barbatelle a terra, che non ha danni che hanno interessato la parte vegetativa, non certo danni che hanno interessato il potenziale produttivo della regione. Ricordava bene prima Francesco che forse quell'8 aprile abbiamo avuto per alcune parti, in alcune parti della regione dei valori prossimi allo zero, in particolare nella pedemontana, e forse eravamo già per alcune varietà le più precoci nella fase di germogliamento, e quindi è stata la data che molto probabilmente ha causato quelle criticità che alcuni hanno lamentato. Una situazione che se però paragonata al 2024 è sicuramente rosea, perché l'anno scorso il 60% degli intervistati lamentava danni da 0 a 5%, addirittura l'8% da 5 al 10 e un'altra parte di circa l'8% ancora delle percentuali non definite, ma insomma delle percentuali di danno più consistenti rispetto a questa stagione. Sempre rimanendo in tema calamità, abbiamo chiesto un po' alla grandine. Grandine sappiamo che interessa un pochettino i diversi settori della regione. Per il 30% degli intervistati non ci sono stati problemi di eventi grandinizi, per il 70% ci sono stati, ma in misura abbastanza contenuta e limitata. Risposte che in qualche maniera sono in linea con quelle che abbiamo ricevuto lo scorso anno, quindi dal punto di vista grandine siamo più o meno in linea con la passata stagione e hanno interessato in particolare gli areali a cavallo delle province di Vicenza e Verona, l'area del Soave, l'area del Basso Veneziano e anche la pedemontana trevigiana tra Andarvesa e Arcade in particolare. Ieri sera, tra l'altro, c'è stato anche un evento temporalesco qui nella zona del Coneglianese, che quindi qualche danno può averlo fatto, ma tutto sommato è una situazione abbastanza in linea con quella dell'anno scorso. Ora vado un po' con le prossime slide a scandire quello che è stato le diverse, quelle che sono state le diverse tappe fenologiche dell'annata in corso e cerco di fare qualche collegamento a
la passata stagione che per noi è quella un pochettino più fresca. Ecco, sul germogliamento abbiamo oscillato tra il 27 al 28 di marzo per la glera, al circa 10 aprile per la garganica, quindi un lasso di circa tra la più precoce e la più tardiva della regione, almeno tra le più diffuse varietà naturalmente, di circa 10-12 giorni, entro i quali poi sono germogliate anche tutte le altre. Siamo qualche giorno in ritardo quest'anno rispetto alla passata stagione. Prima Francesco ci ricordava bene come il marzo del 2024 è stato un pochettino più caldo rispetto al 2025 e l'aprile era stato in linea, quindi chiaramente questo, la pianta l'ha recepita. Sappiamo come la temperatura sia il driver più importante per la ripresa vegetativa e di fatto per il 75% dei intervistati quest'anno abbiamo un germogliamento in ritardo rispetto alla passata stagione, quindi tutto sommato siamo in ritardo di eravamo in ritardo di circa una settimana. Dopo il germogliamento c'è il momento della comparsa dei primi grappoli, quindi chiediamo com'è la fertilità, quanta è uno dei primi elementi di potenziale produttivo, quindi se abbiamo più o meno grappoli rispetto alla passata stagione. Evidentemente chiedo rispetto alla media storica è abbastanza difficile e rispetto alla passata stagione viene un pochettino più facile. Ecco che per una buona parte degli intervistati Glera abbiamo una fertilità più elevata, lo abbiamo anche per lo Chardonnay. Per il Pinot Grigio un discorso opposto, quindi abbiamo una certa... è preponderante il numero di persone che ha risposto a una fertilità più bassa per il Pinot Grigio. Nell'areale veronese abbiamo tutti gli intervistati che ci segnalano una fertilità più alta per la Garganega, una situazione di equilibrio invece per quanto riguarda la Corvina. La vegetazione ad oggi si presenta abbastanza normale, qualche giallume eventualmente, ma tutto sommato una stagione regolare, un po' come l'aveva anche preannunciata e ricordata l'assessore nel suo primo intervento. La prossima domanda che abbiamo fatto, che è una domanda che è un po' calzato sulla stagione in corso, dai nostri vigneti e prove sperimentali che abbiamo qui, in particolare concentrati nella parte del Trevigiano, del Padovano, del Veneziano, su alcuni vigneti avevo notato la presenza di alcuni grappoli un po' filati o che erano regrediti a viticcio e quindi mi sono così ricordato di chiedere se questo fenomeno che notavo io lo si riscontrava anche in altri reali o se era solo una mia impressione. In realtà sembra che sia prevalentemente una mia impressione perché vedete come circa il 60% degli intervistati non lamenta questa tipologia di problematica, il 40% sì, ma le varietà più interessate a questa filatura sono state Glera, Corvina e Pinot Grigio. Faccio un piccolo appunto perché ciò che in realtà noi vediamo quest'anno in termini di filatura è un processo che è iniziato già l'anno scorso. Questo è il secondo anno, sarebbe il 2025 per noi, ma in realtà il processo di differenziazione inizia a cavallo del periodo della legagione tra metà, nella fase temporale tra il germogliamento e appunto la legagione per cui si può rivertere. Quindi già in questa fase qua noi abbiamo, quindi già in questa fase qua, l'anno scorso, il 2024, inizia la fase di differenziazione. Quindi prima abbiamo un primordio non determinato, che è appunto una gemma differenziata che può diventare grappolo o viticcio. Quindi noi lo vediamo quest'anno se fila, se diventa vitrice o grappolo, ma una condizione prettamente dell'annata precedente. Qui abbiamo fatto una ricerca bibliografica ad hoc per capire se fossero le condizioni di quest'anno o quelle dell'anno scorso a determinare questo fenomeno. Attualmente la bibliografia ci dice appunto che è legato prevalentemente alla situazione dell'anno scorso e in particolare a due ormoni, le gibberelline e le citochinine, che le prime inducono la formazione di viticci, la seconda è la formazione di grappoli. Quindi questo equilibrio tra questi due ormoni porta alla produzione di uno o dell'altro organo che noi poi vediamo quest'anno. E sono regolati questo equilibrio ormonale da condizioni di stress ambientali come il freddo, la ventosità, la luminosità, in generale anche le sostanze di riservo. Ma quello che volevo un po' sottolineare è che sulla base della bibliografia delle nostre conoscenze, quindi ad oggi ciò che vediamo quest'anno in termini anche di filatura è legato prettamente o prevalentemente alle situazioni dello scorso anno. Ho voluto aprire e chiudere questa parentesi perché magari c'è
e anche da parte mia un dubbio qualche dubbio, qualche perplessità se le condizioni di quest'anno vado a incidere sull'appunto questo meccanismo, questa criticità, ma in realtà è più un fenomeno legato alle situazioni della passata stagione. Progrediamo con le tappe fenologiche, arriviamo in fioritura. La fioritura è iniziata per le varietà più precoci come la Chardonnay intorno al 20 di maggio per chiudersi poi i primi di giugno con la Garganega. Anche quest'anno siamo, per la maggior parte degli intervistati, in ritardo rispetto alla passata stagione, quindi continuiamo ad avere quel ritardo che avevamo al germogliamento, anche se in parte lo abbiamo recuperato. Allegagione buona, superiore al 2024 per la maggior parte degli intervistati, buona anche la pulizia dei grappoli, quindi buone informazioni, buone sensazioni anche da questo punto di vista, soprattutto per le varietà grappolo compatto, per tutte quelle varietà che magari poi devono essere messe a riposo e portate in appassimento. Un po' altalenante le risposte se la fioritura è avvenuta con idonee o non idonee condizioni meteorologiche e qui magari c'è un po', a seconda appunto della reale delle condizioni meteorologiche, le risposte sono un po' diversificate. Cambio un pochettino argomento, parlo un po' di fitopatie, iniziando un po' da quella che tra le fungine è la principale preoccupazione per il nostro territorio. Da nostro vigneto sperimentale che abbiamo qui a, a pochi chilometri dalla nostra sede di Conegliano, nel 2025 la comparsa delle primarie è stata il 30 aprile di quest'anno, le secondarie siamo al 16 maggio, il primo grappo di feto l'abbiamo trovato il 19 maggio. Siamo su valori abbastanza allineati alla passata stagione, che però tutto sommato ha una domanda specifica alla nostra rete, se come considera la pressione delle patologie fungine, o meglio della peronospora nel 2025, vedete come per coloro i quali che conducono vigneti di gestione integrata la pressione è discreta o bassa, per chi la conduce il sistema biologico è discreta o preoccupante solo per il 15% degli intervistati. Quindi tutto sommato una situazione che stiamo governando abbastanza bene e se la confrontiamo col 2024, vedete come chi aveva una situazione, un'azienda che è condotta in regime biologico, aveva il 60% dei intervistati erano preoccupati della situazione appunto di questa fitopatia fungina. Quindi da questo punto di vista buone notizie anche da questo versante. Per la fluorescenza dorata mi limito veramente ad andare veloce perché so che chi mi seguirà farà un focus su questo argomento. Mi sono limitato a chiedere, anche se capisco che la manifestazione dei sintomi sta iniziando proprio in questo periodo, una settimana, 2 settimane fa, quindi siamo all'inizio della manifestazione dei sintomi, comunque gli intervistati non annota alcuna differenza tra il 2024 e il 2025 nella maggior parte delle risposte che abbiamo ricevuto, cioè quasi l'80% degli intervistati non lamenta differenze rispetto alla passata stagione. Invece l'anno scorso vedete che la maggior parte degli intervistati era ottimista sulla manifestazione dei sintomi di questo temibile fitoplasma. Di nuovo, argomento insetti, cocciniglia e tignoletta, più o meno siamo sui livelli della passata stagione. Vedete come circa 50-60% degli intervistati eh, rilevano la presenza di tignoloetta e cocciniglia in confronto con il 2024, sono allineati alla passata stagione. Vado un po' verso le conclusioni di questa mia presentazione, cercando con queste ultime slide un po' di portare assunto quanto detto finora. Siamo in un periodo di un posticipo di germogliamento e di fioritura rispetto al 2024. Ripeto, rispetto al 2024, rispetto alla media storica, siamo abbondantemente in anticipo. Questo non può essere altro che la conseguenza di quella prima slide che ci ha fatto vedere prima Francesco, dove la temperatura decennale, che forse sta aumentando a un ritmo, se non ricordo male, di 0,6 gradi per ogni 10 anni, e questo naturalmente la pianta lo rileva, e quindi se pur siamo sempre
rispetto a una media storica in anticipo, quest'anno, almeno rispetto all'anno scorso, siamo leggermente in ritardo. La crescita vegetativa è regolare, una fase tra la fioritura e l'elegagione abbastanza rapide, è stata abbastanza veloce, una primavera instabile, con piogge leggermente sopra la media, ma nella normalità, minori però rispetto al 2024, che però hanno permesso di avere qualche finestra temporale per poter, in particolare per le aziende condotte a regime biologico, di intervenire in maniera corretta, evitando le criticità che sono state invece sollevate la passata stagione. Stazionarie le manifestazioni della fluorescenza dorata, ma naturalmente mi allineo anche un po' a quanto diceva l'assessore prima e quindi all'attenzione delle misure di lotta obbligatorie della regione che per cercare di contenere il vettore e anche il diffondersi di questo fitoplasma. Tignoletto e cocciniglia siamo sui livelli dello scorso anno, maggiore incidenza ci viene segnalato del virus del GPGV su alcuni vigneti del Padovano. Siccome la mia relazione non era solamente fare un quadro della situazione vegetativa e fitosanitaria, ma cercare anche di dare qualche indicazione di produzione, ho voluto un pochettino qui riportare quelli che sono gli aspetti che, evidenziati in azzurrino chiaro, in termini di eventi calamitosi, vanno a incidere sul potenziale produttivo, colore un pochettino più scuro, blu un po' più scuro gli aspetti che sono legati invece alla parte fisiologica della pianta e infine quella legati all'aspetto patologico. Vedete come faccio sempre un raffronto al 2024, che per noi è la stagione più recente e anche più facile da memorizzare. Abbiamo avuto meno eventi di gelate primaverili quest'anno rispetto all'anno scorso e quindi è presumibile che mi attenda una variazione in positivo nella produzione, così come per quanto riguarda la fertilità, un altro elemento che mi fa sperare che sia fa pensare che ci sia un'evoluzione in positivo sul potenziale produttivo di questa annata, così come la legagione e anche la minore pressione di peronospora, grazie a queste maggiori finestre temporali, in particolare per il biologico, mi fa pensare che siamo verso una situazione di variazione positiva di produzione. Stabilità invece per quanto riguarda le grandine più o meno siamo allineati come l'anno scorso, così come la filatura dei grappoli e anche la manifestazione di fluorescenza dorata, che quindi significa poi asportare piante malate e quindi ridurre il mio potenziale produttivo. Generalmente credo al momento, ad oggi, naturalmente al netto di 2 mesi che mancano ancora alla raccolta, 2 o 3 mesi che mancano ancora alla raccolta, le prospettive sono abbastanza buone. Tutto questo al netto un po' di quanto diceva anche Francesco prima e delle temperature che stiamo vivendo in questi giorni con questa stabilità, con questa alta pressione, che molto probabilmente in particolare nei vigneti di collina, qualche problema di stress idrico lo pagherà. Chiudo con questa mia ultima slide dove, come al solito, riporto nelle asse delle ordinate la parte, i giorni da inizio dell'anno a fine anno e con queste 6 linee orizzontali riporto quelle che sono le diverse tappe fenologiche che abbiamo registrato quest'anno, nel 2024, questa barra bianca, questi 86 qui indicati sono le giornate dalla inizio dell'anno, l'anno scorso, all'inizio del germogliamento, vedete come quest'anno in realtà siamo qualche giorno in ritardo, 5 per l'esattezza, una fase del germogliamento fioritura che è stata un pochettino più lunga l'anno scorso, 58 giorni contro i 55 di quest'anno, e sulla base, qui poi abbiamo i dati delle medie storiche dal 60 al 90, dal 90 al 2022, vedete come c'è in realtà una certa stabilità, 66, 67, 68 giorni per la fase che va tra la fioritura all'invaiatura, invaiatura a maturazione, almeno per le varietà precoci come il Pinot Grigio qui illustrato, è una fase che va dai 32 ai 40 giorni. Questo ci dà essendo abbastanza stabile questa fase tra fioritura e invaiatura, siamo anche abbastanza fiduciosi nel dire che molto probabilmente non ci dovremmo attendere dei grossi scossoni per quanto riguarda le date di raccolta che saranno indicativamente nella finestra temporale dal 25 al 30 di agosto per quantomeno varietà precoci. Forse qualche giorno prima per l'area
per l'area del Vicentino e del Veronese, che sappiamo essere sempre un pochettino più in anticipo. Questo naturalmente al netto di quello che saranno poi le condizioni meteorologiche, in particolare gli apporti pluviometrici e le temperature che possono naturalmente spostare un po' l'ago della bilancia. Ecco, con questa era la mia ultima slide e vi ringrazio per l'attenzione.